Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Parlare di statuto speciale per Venezia significa riconoscere la peculiarità e la fragilità fisica ed economica del territorio veneziano e della sua laguna, compresa la sua gronda, elementi unici. Venezia è indubbiamente una città speciale, diversa dalle città del resto del mondo, e questo crediamo debba essere riconosciuto come incontestabile anche dal governo, che dovrà rifinanziare intanto la legge speciale. Così interviene nel merito Emiliano Biraco, vicepresidente Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, sottolineando che, nonostante il grande indotto turistico, Venezia è rimasta orfana di una grande vocazione industriale e produttiva che aveva caratterizzato la sua storia fino alla fine del secolo scorso. Può essere considerata ormai un'area con un'economia monotematica che la espone a fragilità e debolezze. Cambiamo argomento. Superjet è una partita molto delicata per ragioni internazionali e di relazioni tra paesi. È stato importante farla sopravvivere e non soccombere in questi mesi, ma non può essere lasciata così. Chiediamo al governo un supplemento di attenzione per mettere in sicurezza l'azienda sotto l'aspetto societario, farla diventare un punto importante di gestione, anche perché su tutto il mondo dell'aerospazio ci saranno degli investimenti importanti nei prossimi anni. Il Superjet dovrà essere protagonista, non può restare a bagnomaria. A parlare è il segretario generale di FIMCISL Roberto Benaglia, intervenuto questa mattina a Marghera al Consiglio Generale di FIMCISL Venezia. E parliamo ora di una bella iniziativa di sport e solidarietà. Questo pomeriggio alla Casa dell'Ospitalità di Mestre sono state donate circa un centinaio tra coperte e sacchi a pelo raccolti in occasione della partita di basket Umana Reyer Brescia. L'iniziativa raccolta coperte è stata promossa e organizzata dalla stessa società sportiva Orogranata in collaborazione con il tavolo Senza dimora e marginalità. Presenti oggi per la Reyer Alex O'Connell e Mfiondu Kabengele e per il Comune di Venezia l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini. E ci spostiamo a Mirano, che è stato inserito nella rete regionale dei comuni attivi per l'impegno nella promozione del benessere tramite l'incentivazione dell'attività fisica. Questo riconoscimento è stato ottenuto a seguito di una rilevazione approfondita effettuata dall'ULSS 3, che ha visto la città soddisfare i requisiti richiesti dalla regione in vari ambiti, da quello scolastico alla pianificazione urbanistica. Ai comuni che completano tutti i passi previsti dal processo viene rilasciato un logo che attesta il percorso fatto, lo inserisce nella rete regionale e rappresenta un impegno effettivo del comune nel favorire la salute dei suoi cittadini. Il movimento infatti rappresenta una delle prime forme di prevenzione per tutte le fasce di età. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.